Allora, Union Trasporti è una società del sistema camerale in-house che si occupa appunto di trasporti, logistica e infrastrutture in termini di studio. Union Trasporti non dà servizi diretti alle imprese, ma supporta le camere di commercio italiane, essendo una società a livello nazionale, nello sviluppare un po' una strategia per favorire l'infrastrutturazione dei territori e quindi creare quelle condizioni al contorno utili a rendere più competitive le imprese. In particolare per il sistema camerale veneto e quindi per il territorio e le imprese venete, Union Trasporti in questi ultimi anni ha lavorato molto sul tema del Brennero, cercando di aiutare appunto il sistema camerale e il sistema delle imprese a difendere il principio di libera circolazione delle merci lungo l'asse del Brennero, che diciamo che è un po' inficiato appunto dai divieti unilaterali del governo del Tirolo e che crea quindi grossi problemi sia all'autotrasporto ma anche al mondo dell'economia veneta. Dopodiché quest'ultimo anno abbiamo sviluppato a livello nazionale un progetto per individuare le priorità infrastrutturali sulla base delle esigenze delle imprese, quindi c'è stato un forte ascolto del territorio, delle imprese venete, attraverso anche il sistema associativo, quindi abbiamo redatto appunto il cosiddetto libro bianco sulle priorità infrastrutturali per il mondo economico veneto e infine appunto ultimamente abbiamo completato un importante studio sulla velocizzazione della linea ferroviaria Padova-Bologna quale soluzione appunto sia per i passeggeri che per le merci su una tratta strategica proprio a livello di corridoi TEN-T.